questa sera l'acqua della laguna tocca quella del mare. Disastro. Questa è da Garibaldi, ok? Se un fiume non riesce ad andare avanti con 90 kg che so, non riesce ad andare avanti, sono nascosto qua in caletta. Ci siete? Via, via! Via, via! Ci siete tutti! Via, via! 12 dicembre, un mese dalla notte in cui l'alta marea ha toccato un picco di 187 centimetri, quasi come nel 66 quando arrivò a 194. Tutto è accaduto in un'ora quella sera e con la stessa velocità con cui è salita, l'acqua alta è anche scesa, provocando danni per oltre 1 miliardo di euro. Errori veramente incredibili che io sono 15 anni che lavoro in sala operativa, non ho mai visto, ma neanche nei casi di studio. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Ho visto la piazza molte volte colma d'acqua. Ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare. Colpita pesantemente Pellestrina, dove un anziano ha perso la vita cercando di ricollegare i cavi elettrici e rimanendo fulminato. Scuole chiuse, danneggiata nuovamente la Basilica di San Marco, il Gran Teatro La Fenice, l'Ateneo Veneto. E i giorni seguenti non saranno migliori perché tra un sopralluogo e l'altro dei vari politici in città, in primis del Premier Conte che annuncia provvedimenti immediati, l'acqua alta torna prepotentemente con le conseguenze del caso. C'è anche della carne, no? C'è un po' di carne, le squasse, quella è proprio la classica squassa che galleggia e ovviamente poi ci sono le pantegane che nuotano. Si allagano anche zone che solitamente restano all'asciutto. Qual è la situazione nella zona dei Tre Ponti? L'acqua è altissima. Colpita anche Chioggia e il litorale. Siamo nella zona della Pineta, quella sicuramente più colpita come di consueto, e la spiaggia non c'è più. Un mese impegnativo in cui tutte le parti in causa si sono date da fare per rialzarsi, in cui sono state annullate le prenotazioni negli alberghi e il turismo ne risente. E intanto sono stati prorogati i termini utili per la presentazione delle domande per i rimborsi dei danni subiti, proprio per venire incontro a chi ancora non ha compreso le modalità.